Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione flash del nostro audio video giornale. Apriamo subito con una notizia: il Comitato Tecnico Scientifico, a quanto si apprende, ha dato il via libera alla possibilità di far ripartire gli impianti sciistici a partire dal 15 febbraio prossimo, ma solo nelle regioni in fascia gialla. Ad oggi sarebbe esclusa tra le zone alpine la provincia autonoma di Bolzano, che è ancora in area arancione. Parliamo di Covid e facciamo un po' il punto per quanto riguarda le notizie che ci giungono ogni giorno in redazione per gli aggiornamenti. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul Covid, in cui è stato introdotto il rosso scuro per segnalare le zone a più alto rischio. Nelle cartine la provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia sopra la soglia dei 500 casi ogni 100.000 abitanti, in base ai dati arrivati dai paesi entro martedì scorso. Stessa collocazione per quasi tutta la penisola iberica, Spagna e Portogallo, il sud della Francia, della Svezia, Repubblica Ceca, Lettonia, Estonia e Slovenia. Le mappe seguono le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea. I numeri invece del Covid in Friuli Venezia Giulia. Nella giornata odierna su 3.902 tamponi molecolari sono stati rilevati 252 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,45%. Sono inoltre 1.881 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 103 casi, il 5,47%. I decessi registrati sono 16, a cui si aggiungono 3 pregressi relativi al periodo che va dal 22 gennaio al 1 febbraio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64, mentre quelli in altri reparti 550. I decessi complessivamente 2.490, i totalmente guariti 53.616, clinicamente guariti 1.601, le persone in isolamento 10.647. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 68.968 persone, tra questi 829 da fuori regione. E andiamo a chiudere con una notizia che giunge da Udine per quanto riguarda le news dedicate allo Stadio Friuli, perché il Tribunale di Udine, sulla base di quanto fatto emergere dal consulente tecnico d'ufficio, ha rigettato la richiesta dell'Udinese Calcio di condannare il Comune al pagamento integrale per inadempimento contrattuale dei costi, pari a 203.000 euro, sostenuti dalla società per ottenimento del certificato di prevenzione incendi relativo alla sala conference auditorium sita all'interno della tribuna ovest dello Stadio Friuli. Secondo il giudice monocratico, non è emerso alcun inadempimento imputabile al Comune di Udine, perché i lavori oggetto del contendere non sono andati a modificare lo stato di fatto, rispetto al quale il contratto faceva riferimento, ma si configurano come lavori di ristrutturazione
frutto di un'iniziativa autonoma della società. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del nostro audio video giornale. Vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie, come sempre aggiornamenti sulle nostre pagine social, altrimenti se la cronaca lo richiede apriremo delle finestre per edizioni straordinarie. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.